Palomaresco, che è il primo arbitro dell'incontro marosticense. Gabi Cairo provano il raddoppio su di lui, poi Lucas Sonorio che va a riconquistarsela di forza, e poi ancora Cairo per Costanaro. Cairo prova, Cairo si deve distendere stavolta Vieira per neutralizzare l'incursione del Breganze. Ancora Lucas Sonorio, Fandeno che manovra dietro alla porta, difesa da Tagliapietra. Ancora Onorio, prova lui, si comincia a mettere un po' di pressione sul portatore di palla, la formazione di casa. Numero qui, può girarsi Agostini, Vieira in anticipo, legge bene il tentativo, il movimento dell'attaccante breganzese, neutralizza. Sempre 1-1 tra Waysport che Calvaldagno e Hockey Breganze, 17:50 alla fine di questo primo tempo. Calvaldagno che manovra, Diego Seixas trova Lucas Sonorio, retroporta, adesso in due a difendere la porta di Tagliapietra. Retropassaggio che poi non va, tiene palla Breganze. Costanaro per un soffio, qui sembrava fatta per Lucas Sonorio, non riesce la deviazione. C'è un bel duello fisico qui tra Costanaro e Onorio. Tanto di qui Giovanni recupera pallina, rilancia Sanchez, ancora Onorio dentro per Seixas, si lamenta per un tocco sulla stecca, si continua a giocare. Tagliapietra, Lucas Onorio e il gol, si chiude il triangolo lì, si chiude il triangolo, di qui Giovanni può colpire. Fa 2-1 Valdagno. Andiamo a rivedere. C'è il giro dietro per Seixas che vede lì di qui Giovanni libero alle spalle, può colpire alle spalle del portiere. Intanto c'è time out chiesto da mister Tiella. Noi ne approfittiamo per andare a vedere la classifica della Serie 1, anche se è una partita naturalmente già giocata. Trissino con 28 punti, Bassano 26, Monza 23, 19 per il Viareggio che ha una partita in meno, Valdagno con 19 al quinto posto, Lodi con 17 assieme al Grosseto, poi a 14, ottavo posto 14 punti Sarzana, Follonica al nono posto con 12, Forte dei Marmi con 10, Castiglione con 6, Novara e Giovinazzo una partita in meno con 3, Breganze con 0. Torniamo in diretta. C'è il primo cambio Valdagno, dentro Nico Crocco, fuori Lucas Sonorio. Anche Breganze, dentro Tommaso Volpe con l'87 e Antonio Tagliapietra con il 13 al posto di Giovanni. Entrambi nazionali giovanili. Tanto Agostini va retroporta a cercare l'assist qui, poi Costanaro che può accelerare, va al Coste, sigilla bene il palo qui Rodrigo Vieira. Ancora Costanaro attivissimo, boom boom in questo primo tempo, questa prima parte del primo tempo. Sicuramente Giovanni in movimento, adesso scusate il gioco di parola, di maggior peso nella formazione di Tiella. Chiama a distanza il capitano di qui Giovanni, sulla pressione Valdagno, sono scaduti i 5
per Braganza. Nico Crocco tocca la sua prima pallina. Adesso Tagliapietra, prova ad andare lui, Agostini, buono il controllo, palla che si infila sotto i gambali di Viera e non è più giocabile, quindi sarà palla a 2, fischia Moresco. Agostini contro Sanchez. Diogo Sanchez su Agostini, secondo fallo Valdagno, situazione falli 2 Valdagno, 0 Braganza. Questo tanto per dire è un derby sicuramente al momento molto corretto. Antonio Tagliapietra cerca l'appoggio per Costenaro, poi palla che resta lì, la riporta avanti di qui Giovanni. Adesso anche Braganza ha alzato il proprio baricentro. Fischia Lossi, primo fallo a Braganza. Intanto fuori di Giovanni, dentro il numero 4 Marco Tomba. Sanchez, Tagliapietra sbroglia tutto. Tanto Tomba che tocca la sua prima pallina in questo derby, cerca l'assist per Nico Crocco insieme dal mini hockey questi due. Seixas su Agostini, riconquista proprio Nico Crocco che serve Thiago Sanchez, provato, ha cercato dentro l'area Tomba all'anticipo con la stecca di Tagliapietra che ha letto bene sull'attaccante valdagnese. Ancora il tentativo, ottima risposta sempre Tagliapietra, c'è il fallo di squadra fischiato al Valdagno, travolge Nico Crocco, travolge Tagliapietra. Valdagno avanti 2-1 dopo i primi 10 minuti di questo bel primo tempo, squadre che si affrontano senza timori reverenziali e un Braganza bello tonico, quello che abbiamo potuto finora constatare. C'è il raddoppio intanto su Costenaro, poi Marco Tomba che ci prova, non trova lo specchio della porta. Palla Valdagno con Seixas per Sanchez, ripartono i 45, c'era stato il tocco di Tagliapietra. Adesso vediamo un po', scadranno probabilmente i 5, oppure c'è stato un tocco, no, ce ne sono 10 per Valdagno per ripartire. Allora Sanchez in anticipo su Agostini, poi Nico Crocco con l'opposizione proprio di Agostini, ancora Thiago Sanchez a cercare pallina dentro, Tagliapietra stecca bassa, blocca tutto, fa ripartire, ma ancora Valdagno che insiste. Diogo Seixas per Sanchez, ancora il Tiaghito, cerca il compagno portoghese dall'altra parte. Aspetta che Sanchez e Onorio sono due della nazionale under 23 campione d'Europa portoghese. Palla che sarà ancora nelle stecche dei padroni di casa per il secondo fallo di squadra del Braganza. Fischio di Moresco, poi Crocco Tomba, ancora Crocco nella sua tre quarti, cerca l'assist dentro ma la recupera bene Agostini, supera la metà campo, chiama i suoi. Palla che resta lì, adesso partono in 3. Costenaro,
ancora lui, il Costa è qui che insiste, la manata di Vieira, Volpe, contrasto sulla pallina tra Tomba e Costenaro, palla che resta rossonera, buona l'idea ma capisce tutto Seixas che poi riparte. Sanchez Seixas, la botta, la domestica, Tagliapietra. E allora Volpe dall'altra parte ha cambiato lato, Breganze nella circostanza, c'è il cambio, fuori Costenaro, rientra Gabi Cairo, numero 19 che poi va giù e attenzione, c'è la rete del pareggio di Antonio Tagliapietra. Pallina che rimbalza sotto al guantone di Vieira, andiamo a rivedere. E dunque 2-2, cambia ancora il risultato qui a Valdagno, una bella partita. Si lotta ancora dentro Piccoli, si sposta, alza il gomito, blocca tutto Tagliapietra. La spinta di Volpe su Nico Crocco e allora Piccoli, arrivato quest'anno al club valdagnese, Giulio Piccoli, uno di quei giocatori, ogni tanto lo chiamo tuttofare, nel senso che ha capacità di saltare l'uomo, sa anche andare al tiro. Finora per lui in stagione 4 centri. Tanto tutto fermo, palla che sarà rossonera con Tommy Volpe a gestire. 2-2 a 10:54 dalla fine qui al Palalido di Valdagno, un bel derby. Come tutti i derby non ha pronostico. Volpe prova lì, poi Cairo. Lossi ferma tutto, a sistemare la porta, ci pensa lui. E Moresco che indica il punto di ripartenza. Tiella che va a spiegare qualcosa a Volpe. Breganze che riparte con Agostini. Naturalmente Pietro Agostini, fratello Nicola con il numero 9, classe 2008, è in panchina. Francesco Crocco recupera pallina, scarico per Piccoli. Poi tomba su Agostini, aiutato dalla balaustra, la recupera Valdagno. Stecca bassa ancora, Tagliapietra a dire di no, attenzione a Cairo dall'altra parte. Affronta Marco Tomba e poi fa ripartire i suoi, potenziale 3 contro 2. Tagliapietra la legge bene, poi Nico Crocco non si capisce, non è riuscito a ripartire dall'altra parte, palla che resta nelle stecche dei rossoneri. Rossoneri che stanno gestendo bene il campo, adesso hanno anche abbandonato atteggiamento prudente di inizio partita, stanno gestendo bene, siamo sul 2-2 per quello che riguarda le reti. Poi Crocco, Nicolò Crocco per Giulio Piccoli, Francesco è al centro dell'area con il 17, dentro per Piccoli, prova a girarsi Piccoli,
ancora Valdagno che la recupera, un po' di batti e ribatti, un po' di bagarre adesso lì in modalità difensiva davanti alla porta difesa da Giuseppe Tagliapietra. Giulio Piccoli accelera, Piccoli cerca conforto lì, retroport, si rifugia a retroporta. Ancora Piccoli, gira intorno a tutta l'area, sono in 3 a difendere lì davanti a Tagliapietra. Francesco Crocco, ancora Piccoli, mancano pochi secondi per andare alla conclusione. Scadono i 45, fuori Agostini, dentro Giuseppe Tagliapietra, quindi i fratelli Tagliapietra sono tutti e 3 in pista. In panchina c'è anche papà Diego. Un mio saluto personale a Franci che ha fatto scelte diverse dai fratelli, preferisce seguire le orme di Yannick Sinner. Ancora Tagliapietra con Costanaro lì vicino, tanto è rientrato Luca Sonorio, palla alta, Crocco, fallo di squadra, fischiato il blocco. Quarto fallo Breganze, sempre 2-2. Piccoli per Crocco, poi Onorio, c'è un colpo lì, si può continuare, Moresco era a 2 passi. Antonio Tagliapietra e va giù Onorio in area, tutto regolare. Si continua a giocare con Piccoli, l'assist è per ancora lui, Piccoli per Onorio. Animi che si scaldano, beh, se no che derby sarebbe. Ancora Lucas Onorio, proviamo a inventarsi qualcosa, il bomber valdagnese. Cercato il colpo ad effetto lì, non è andata, la difesa rossonera libera e allora Valdagno che deve reimpostare con Francesco Crocco. Ancora Luca Sonorio, vediamo come riparte. Non ho capito cosa hanno fischiato. Palla rossonera, Tagliapietra con Costanaro, poi giù per Gabi Cairo, intanto è rientrato anche lui. Gabi Cairo a segno già con un rigore. Per cui si lotta alla balaustra. Onorio trova Piccoli, poi attende un attimo, gliela sradica dalla pallina. Costanaro ha cercato di riservire Tagliapietra. Tanto Onorio, siamo già dall'altra parte. Tanto c'è ripartenza. Ancora Tagliapietra, ancora efficacissima la sua azione, gambali bassi per Vieira a dire di no, perché esce di poco qui sul tentativo di Lucas Onorio a sinistra della porta difesa da Giuseppe Tagliapietra.
Intanto Antonio Tagliapietra che può ripartire. Time out Valdagno, intanto chiesto proprio da Chico Mascarenhas che vuole vederci chiaro. 5 minuti alla fine di questo primo tempo, Valdagno e Braganza sul 2-2. Tra il primo e il secondo tempo la premiazione, o meglio l'estrazione del vincitore della serata. Andiamo anche a vedere i migliori marcatori della Serie A. Davanti c'è momentaneamente, naturalmente, con 21 reti Lucas Onorio, poi ce ne sono 3 del Trissino con 52 reti in 3, Alvarigno con 18, Giulio Cocco con 17, però con 8 partite giocate, 17 gol anche per Jordi Mendez. Poi il quinto con 12 reti è Francesco Banini. Mentre nel Breganze Gabi Cairo con 6, Pietro Agostini con 5, Giovanni Tagliapietra, Stefano Dal Santo con 3, con 2 Tommaso Volpe e Antonio Tagliapietra, con 1 Nicola Agostini. Classe 2008, già a segno, quindi belle prospettive per questo giovanissimo. Costenaro, la botta bassa, Vieira. Rientrato Cassonorio, Sanchez, poi ancora Francesco Crocco, gestisce per Piccoli. Braganza ha alzato il baricentro, però si è un po' più richiuso in difesa. Sanchez, Piccoli, gran risposta ancora di Giuseppe Tagliapietra, ha cercato il tocco di fino, il portiere lì a 2 passi, è riuscito a neutralizzare la conclusione del Valdagnese. Però Sanchez contro Gabi Cairo, l'idea per Onorio, però Sanchez non riesce il controllo, allora Tagliapietra per Gabi Cairo. Cantera Barsa, Francesco Crocco che invece è Cantera Valdagno, non gli riesce il retto. Lucas Onorio, sempre Tagliapietra lì a gestire molto bene finora per questo portiere numero 25, classe 2004. Ancora Lucas Onorio, 3 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo. Continua a manovrare, ben chiusa la difesa del Breganze. Allora Diogo Seixas, finta di Sanchez, poi c'è Piccoli con Gabi Cairo e Onorio, palla contro la porta e poi deviazione col pattino. Thiago Sanchez che esce dall'impaccio dell'angolo e riporta avanti pallina per padrone di casa. Seixas per il neoentrato Leo Di Qui Giovanni, ancora Seixas, cercare conclusione. Diogo Seixas, scarico per Onorio. Adesso naturalmente c'è qualche contrasto lì tra Seixas e Costanaro. Fallo di squadra fischiato al Valdagno, quarto fallo, 4 pari a situazione
Time out a 1:46 richiesto dal Breganze. Andiamo a vedere gli altri risultati che si stanno giocando, le altre partite che si stanno giocando. A Novara Follonica avanti 3-2, in quel di Grosseto Sarzana è avanti 2-1. L'altra partita già disputata venerdì, in quel di Monza, CGC 3, Monza 1. E qui invece al Palio di Valdagno 2-2 le reti di Onorio, il pareggio di Gabi Cairo, poi il 2-1 di Qui Giovanni e il pareggio di Antonio Tagliapietra, che per ora tengono in parità questo ex ormai derby delle nevi, e qua di neve non se ne vede più da un bel po', nemmeno in quota da quello che si è visto in questi ultimi mesi. Squadre che rientrano in campo: Vieira, Sanchez, Seixas, Di Qui Giovanni e Onorio, Agostini, Volpe, Costenaro e Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra per il Breganze, con Giuseppe Tagliapietra il 25 in porta. Scadono i 5. Può ripartire Valdagno, Seixas per Thiago Sanchez. Pubblico che rumoreggia un po' su questo contrasto. È andato giù Agostini, è il sesto fallo per Valdagno. Con Breganze che riparte, Costenaro per Tagliapietra, lungo lancio lì, sta diventando un assist piuttosto pericoloso. C'era Agostini appostato davanti a Vieira, poi Seixas che va giù, Lucas Onorio la riconquista lui, scarica per Thiago Sanchez che va via di forza. Sanchez, Onorio prova a girarsi, non gli riesce. Continua a giocare Sanchez, l'errore qui, l'intercetto di Volpe. Adesso fasi un po' concitate dell'incontro, batti e ribatti. Attenzione, Tagliapietra può scaricare, cerca il rovescio, non trova la porta. E ora Valdagno con Di Qui Giovanni per gli ultimi 35 secondi di questo primo tempo. Adesso fischia Lossi. Vediamo se ci sarà qualche decisione. Finora mi è sembrato un richiamo nemmeno a cartellino. 30 secondi alla fine di questo primo tempo. 2-2 tra Valdagno e Breganze, e come volevasi dimostrare derby doveva essere, derby è. Occasioni da una parte e dall'altra. Finora il risultato di assoluta parità, almeno per quello che riguarda le reti realizzate. Diogo Seixas, Sanchez, può andare giù Thiago Sanchez, adesso c'è un tocco probabilmente al momento del tiro, vediamo se riusciamo a rivedere. Sposta la probabilmente è il tocco di Giuseppe Tagliapietra sulla stecca di Lucas Onorio, che a 21-9 dalla fine ha la possibilità di battere questo tiro di rigore. Onorio contro Tagliapietra, fischia Lossi, pallina che non trova lo specchio della porta, ancora lui, ancora Lucas Onorio, la riprende e la tocca piano stavolta.
sopra i gambali di Tagliapietra. Andiamo a rivedere, c'è questo tiro, poi la va a riprendere Onorio, attraversa tutto lo specchio della porta, la incrocia dall'altra parte. 16-9 da giocare, ancora lui, si mantiene in media gol, 2 a partita Lucas. Tanto ultimi secondi, Costanaro prova ad andare giù, Agostini si gira bene, palla alta, un secondo. Può batterla Valdagno. Finisce qui questo primo tempo, un bel primo tempo, un bel derby, non si sono risparmiate entrambe le formazioni. Valdagno avanti 3-2 grazie alle doppiette di Onorio e al gol di Qui Giovanni. Braganza che ha risposto con Cairo su rigore e Tagliapietra. È tutto per noi qui dal Palalido, a risentirci tra una decina di minuti, restate con noi in diretta dal Palalido di Valdagno.
Ben ricollegati in diretta con il Paralido di Valdagno, ancora buonasera da Domenico Tomba. Y Sport, Kick Valdagno e Hockey Braganze sul 3-2 dopo il primo tempo, squadre già pronte con pallina al centro del campo. Andiamo a vedere come ripartono. Giuseppe Tagliapietra in porta per Braganze, poi Volpe, Agostini, Gabi Cairo e Antonio Tagliapietra. Valdagno con Vieira tra i pali, Thiago Sanchez, Lucas Sonorio, Di Qui Giovanni e Diogo Seixas, praticamente la formazione del primo tempo. Recupera pallina Seixas, modalità difensiva per Diogo. Poi Thiago Sanchez che prova ad accelerare, la mette lì per Onorio, la deviazione è stata di Qui Giovanni, che recupera palla in questo momento e può incrociare il passo e ripartire. Scarico per Sanchez, ancora Seixas, Sanchez, Di Qui Giovanni dalla propria linea di metà campo. Diciamo un primo tempo sul 3-2 con l'ultima rete arrivata a 16 secondi dalla fine. Tanto Agostini che va giù, si continua a giocare. Lucas Sonorio che si accentra in mezzo alle maglie rossonere, poi deve provare a scaricare l'errore, lo scarico su Agostini che recupera Volpe. L'intercetto stavolta è proprio di Lucas Sonorio, potenziale 2 contro 1 con Diogo Seixas, cerca il numero, non lo trova, aveva provato a mettere fuori tempo Tagliapietra. Ancora Lucas Sonorio, raddoppio su di lui Agostini e Tagliapietra, a dire di no ancora Onorio. 22 secondi per andare al tiro per la formazione di casa. Vediamo che soluzione sceglie Onorio. C'è uno scarico su Sanchez che fa rigirare palline, ancora Sanchez, cerca di colpire di prima intenzione. Palla che esce sul tentativo di Sanchez di far ripartire Onorio. Dunque c'è Antonio Tagliapietra con Tommaso Volpe. Passaggio intercettato da Seixas, ancora Onorio, Sanchez, Tagliapietra efficace su di lui, proprio Antonio Tagliapietra che riparte. Agostini al centro, la botta di Agostini fuori di pochissimo. Tanto Onorio con Seixas e Sanchez dall'altra parte. Lucas Onorio, il palo colpito da Onorio. Sanchez per la pallina si distende. Bella l'azione di Giuseppe Tagliapietra che dice di no a un paio di conclusioni ravvicinate degli attaccanti valdagnesi. Punteggio che rimane sul 3-2, ma è un bel derby. Tanto la bomba di Agostini, la risposta di Vieira. Cairo con Agostini in retroporta, cerca Razze, schiaccia Agostini, Sanchez e poi va giù. C'è cartellino blu per Agostini, andiamo a rivedere. Stanno provando a ripartire, adesso non credo ci sarà anche la punizione di prima, vedremo cosa decideranno gli arbitri, sembra di no. Non si trattava effettivamente di una chiara occasione da rete. Aspetta che un nuovo regolamento non è automatico quando c'è il cartellino blu la punizione di prima, deve esserci una chiara occasione da gol. Onorio va a asciugare la pista su indicazione di Giuseppe Tagliapietra, anche questa è una cosa da sottolineare in partita. Fuori Volpe e dentro Bum Bum Costenaro. Adesso avremo un 4 contro 3
per un paio di minuti. Vediamo un po'. Sanchez adesso ragnatela naturalmente di passaggi a cercare il momento buono per andare a concludere. Doppio tentativo, si oppone bene qui Tagliapietra. Costenaro con l'aiuto della sponda riesce a servire Giovanni Tagliapietra e poi va via. Attenzione Tagliapietra, la risposta di Vieira, occasionissima per andare al pareggio per Breganze in inferiorità. Grande azione del giovane attaccante rossonero, fa tutto lui. Ora Valdagno che manovra con Sanchez in gestione adesso, con lui un po' da riferimento. Seixas, l'intervento di qui Giovanni, poi Gabi Cairo adesso. Si può rischiarare ancora la difesa del Breganza, è andata ad alleggerire Cairo, quasi riuscito ad andare alla conclusione Onorio. Poi c'è l'errore, pallina che arriva lì e c'è la rete sull'assist di Rodrigo Vieira. L'assist di Rodrigo, il gol di Onorio. Andiamo a rivedere questa pallina che resta lì, gran lancio, poi c'è un contatto con mi pare Costenaro, la palla arriva ad Onorio che la deposita alle spalle di Tagliapietra. Dopo 5 minuti di questo secondo tempo, dunque ancora Lucas Onorio a segno. Singolare quantomeno l'assist di Rodrigo Vieira. Sono ancora in 4 contro 3 Onorio. Poi c'è questo contrasto ripetuto, non abbiamo tutta l'inquadratura. Doppio blu. Adesso assisteremo a un simpatico 3 contro 3, un po' come era l'oratorio quando ti mancano i giocatori. 19:50 da giocare. Chiaramente poi il vantaggio andrà al lato Breganze, che potrà recuperare l'uomo di movimento qualche secondo prima del Valdagno. Andiamo a vedere cosa succede. Adesso giocheremo 3 contro 3. Antonio Tagliapietra, Gabi Cairo e Tommaso Volpe per il Breganze, Francesco Crocco, Diogo Seixas e Tiaguito Sanchez. Inedito 3 contro 3 qui sul parquet del Pallalido. Tommaso Volpe sulla pallina, quindi sarà Breganze a gestire il primo colpo, anche perché in meno di 3 non si può giocare. Volpe, Sanchez, l'intercetto di Tiaguito Sanchez che adesso la recupera. Ancora lui.
La Sanchez, lo scarico per Diogo Seixas. Francesco Crocco, c'è pressione adesso sui singoli, si gioca 1 contro 1, molto bello questo scampolo di hockey particolare. Naturalmente qui gli schemi a 4 sono tutti saltati, si gioca sulle individualità, sull'1 contro 1. Seixas, esterno della rete, alla 2. Palla 2, lato destro della porta, difesa da Giuseppe Tagliapietra. Seixas, ancora Giuseppe Tagliapietra a dire di no. Uno dei migliori in campo, il numero 25 del Breganze, almeno fino a questo momento. Antonio Sanchez prova. Adesso non mi sono scritto, non ho idea del timing per i rientri, andiamo a quello che succederà in pista. Per ora rimaniamo 3 contro 3 con Seixas che tiene pallina sull'attacco di Gabi Cairo. Ancora Seixas, fallo di squadra, sesto fallo anche per Breganze. Poi si scambiano anche un 5, Cairo e Seixas, e naturalmente è duello stile cavalleria rusticana, sempre cavalleria. Francesco Crocco prova ad accentrarsi, prova a metterla lì, più veloce di tutti è Tommaso Volpe che la recupera, poi fa partire Gabi Cairo, ma Francesco Crocco la intercetta lui. Seixas, Sanchez, rientrano entrambi, quindi ristabilito il roster 4 contro 4 per tutti e due. Thiago Sanchez contro Gabi Cairo. Il fallo di squadra è fischiato al Valdagno. 7-5 la stazione falli, ne ha 7 Valdagno, 5 Breganze. Sul gioco fermo. Si riparte con Agostini. Sua conclusione, poi c'è Tagliapietra, Sanchez che la recupera e accelera per vie centrali. Crocco, attenzione, adesso c'è 1 contro 1 ancora, Agostini intercetto. Seixas a dire di no. Ancora la botta di Agostini che insiste caparbiamente, il numero 5 è un altro dei, secondo me, migliori in campo in questo momento. Fallo di squadra, 8º fallo Valdagno. Fuori Antonio Tagliapietra, dentro l'altro Tagliapietra, Giovanni. L'altro 25 è in porta, Nico Crocco.
retroporta, raddoppio su di lui, poi Francesco Sanchez, Diogo Seixas prova ad accentrarsi, ancora uno scarico per Crocco. Seixas, schiato il fallo di Lunetta. Attenzione Cairo, la botta di Cairo, pallina sull'esterno della rete. Gran bomba qui di Gabi, trova il palo destro nella porta difesa Rodrigo Vieira. Sarà palla 2 Valdagno con Crocco per Seixas, poi Thiago Sanchez prova a accelerare Valdagno, la botta di Sanchez che tiene ancora pallina lì, magia qui il numero 10 valdagnese. Francesco Crocco prova a liberarsi la pallina, ma Volpe adesso per Cairo, cercava l'assist dentro, lo riceve adesso Gabi Cairo, lascia per Tommaso Volpe, ancora Agostini che riparte dalla sua tre quarti. Diogo Seixas, Gabi Cairo, Francesco Crocco che viene via, Seixas per Sanchez, Valdagno che passa la metà campo, poi Diogo Seixas, adesso ancora Sanchez, Diogo Seixas, Francesco Crocco, Valdagno che fraseggia adesso sulla tre quarti rossonera. Ha ancora 15 secondi per andare alla conclusione, ci prova da lontano a cercare il fratello Nico Crocco, Francesco era in area, palla che torna nelle stecche dei rossoneri che ripartono con Agostini, poi Costanaro appena rientrato anche lui, Tiella schiera i suoi chili e centimetri, poi Nico Crocco che riparte verso il fratello Francesco. Giulio Piccoli al cancelletto con Max Cane va a gestire, vediamo chi sarà il cambio. Diogo Seixas a accomodarsi in panchina, Thiago Sanchez dentro, cercare Francesco Crocco, Gabi Cairo in mezzo a tre, vede una trattenuta Luca Lossi. Fallo di squadra fischiato a Breganze, sesto fallo, 8-6 stazione falli in 8 Valdagno, 6 Breganze, Valdagno avanti 4-2, 14-02 da giocare qui al Palalido in questo secondo tempo del derby delle Nevi. Adesso Crocco, Nico Crocco, Francesco Crocco, poi Agostini, la botta di Agostini, ci mette una pezza Giulio Piccoli, decisivo in questo frangente. Sanchez prova a cercare Piccoli sull'altro lato, quando c'è un po' di battaglia, il fallo di squadra fischiato ancora Valdagno, attenzione, nono fallo, si accende la luce rossa lato Valdagno. Gabi Cairo a dare impressione, la recupera invece Thiago Sanchez, palla 2 inequivocabile il fischio, esce Sanchez, dentro tomba, momento difficile della partita con 9 falli a carico. Recupera tomba, incrocia il passo, serve Giulio Piccoli che è in modalità ultimo uomo in questo momento, ancora Francesco Crocco,
qui chili e centimetri, l'abbiamo detto prima, ti scontri con Costenaro. Settimo fallo Breganze. Attenzione Costenaro, taglia pietra, la botta non va, ci mette i gambali Vieira. Agostini attivissimo, questo numero 5, l'ho detto inizio partita, il leader morale di questa squadra. Nico Crocco, Marco Tomba, il momento buono per la conclusione, esce bene Tagliapietra, chiude lo specchio della porta, poi cerca il numero, non riesce a saltare tutti. Ora Giulio Piccoli che rallenta, l'ultimo è Nico Crocco che gestisce pallina adesso. Che naturalmente rumoreggia, si prende un giallo Agostini. 9-7 la situazione dei falli, il time out è chiesto dal Breganze. Vediamo sugli altri campi della 1 come sta andando. Forte dei Marmi e Lodi 1-1, anche qui risultato abbastanza a sorpresa. In quel di Novara Follonica avanti 5-4, mentre al Grosseto Sarzana mantiene il vantaggio minimo, Grosseto 1, Sarzana 2. Poi possiamo tornare in diretta a 11:46 da giocare, Valdagno con luce rossa accesa lato panchina. Crocco, Tomba, Piccoli e l'altro Crocco, Nicolò e Francesco dentro, adesso ha dentro praticamente un under 23 il Valdagno. La lotteria di Natale organizzata dalle brigate, ci sono i ragazzi che stanno passando tra le tribune a vendere i biglietti costano €1. Dall'altra parte Devoluto al settore femminile, la squadra. Dentro i tre tagliapietra, uno in porta e due esterni. Giuseppe Antonio con Costenaro e Agostini, e proprio Breganze qui. Dimostrativa, dopodiché aperta al pubblico senza nessun ingresso da pagare, ci sarà un rinfresco offerto a tutti, organizzato dalle brigate e dall'Hockey Inter Valdagno. Ritorniamo sulla diretta, attenzione Tagliapietra, l'intercetto di Francesco Crocco, provvidenziale, era un assist al Baggio, stava arrivando un gol fatto lì per Breganze. Piccoli, prova lui, parte opposta, c'è questo cambio di lato, ancora Crocco, Francesco, doppia finta di Francesco Crocco, poi può ripartire ancora Breganze, Marco Tomba, prova Francesco Crocco, intercettato il suo assist. Adesso qui un po' di bagarre, anche se mancano 11 minuti alla fine, forcing degli ospiti, sanno di poter contare anche sul potenziale 10° fallo Valdagno per accorciare. Tagliapietra, Giovanni, prova Tagliapietra, lo scarico per Costenaro, conclusione intercettata, poi Crocco, non arriva la pallina, tomba, l'intercetto è di Costenaro. Attenzione adesso Francesco Crocco che riparte 2 contro 2, cercato la conclusione, contrastato efficacemente proprio dal Coste. Allora c'è già Tagliapietra dall'altra parte, arriva da dietro Tomba, gliela porta via, adesso potenziale 3 contro 2. Tomba non trova la porta, allora qui Agostini,
C'è il fischio, Scostanaro giù. Fischiato per accertarsi delle condizioni del Coste. Si può ripartire, 9:30 da giocare. Crocco tomba. Tentativo non va. Poi sempre Francesco Crocco, Lucas Sonorio. L'intercetto stavolta è di Marco Tomba. Tiene pallina ancora per Nico Crocco, Piccoli. Nico Crocco, 8:57, ultimi 9 minuti di questo derby, che è ancora naturalmente apertissimo perché manca un'era geologica alla fine. Piccoli. Riparte l'azione breganzese, contrasto tra Tomba e Giovanni Tagliapietra, e sono stati compagni di squadra nella formazione Venta che ha vinto il trofeo Promote qualche anno fa come zona 2. La conclusione: rientra Thiago Sanchez, fuori Nico Crocco. Deve intervenire il Mora, Carlo Danzo, meccanico Valdagno. Recupera la pallina che sarà nelle stecche rossonere. Antonio Tagliapietra, possesso palla ora, numero 13 rossonero, Volpe, Tommaso Volpe. Poi Gabi Cairo, Luca Sonorio recupera palla, Thiago Sanchez, vediamo che si distende in avanti, Piccoli, pallina che non entra, e allora è ancora Braganza a ripartire con Agostini con la visiera, Vieira, Onorio dall'altra parte, Piccoli, Sanchez tomba, prova ad andare, mette lì per Onorio, poi Tagliapietra la meglio, ancora Lucas Onorio, pallina dentro, provato il colpo al volo, Marco Tomba, retroporta, prova a uscire, scarica su Lucas Onorio, poi la tiene lì, ancora Valdagno con Tomba per Piccoli. Piccoli, pallina alta, e allora Tagliapietra, Piccoli, non va, chiamata pallina alta da Luca Lossi, palla che tornerà nelle stecche del Breganze. Onorio, Sanchez, Agostini, attenzione, gira bene qui Agostini, la conclusione, ma Piccoli capisce tutto e intercetta, ancora Piccoli, Onorio, recupera Braganze, Gabi Cairo, per vie centrali, Cairo scarica su Volpe, prova la conclusione Volpe, deve pulire la visiera dopo l'intervento col casco. Vieira, andiamo a rivedere questa conclusione.
Intanto Novara, Follonica che ha preso un po' il largo, 7-4 in quel di Novara, e Grosseto che è pervenuta al pareggio 2-2 col Sarzana. Noi torniamo in diretta, 6-08 da giocare, tagliapietra per il Breganze in possesso. Ancora tagliapietra a gestire, pallina. Volpe gioca con l'ultimo uomo, adesso Tomba. Onorio ancora tagliapietra, se la cava alla grande qui. Poi Tomba che recupera su Gabi Cairo. Serve Sanchez che fa ripartire Valdagno. Lucas Onorio. Chiama lo schema Lucas, poi va per vie centrali. Tutto chiuso. Allora Seixas. Ancora Sanchez. Diogo Seixas. Sanchez tomba. L'errore qui, attenzione. Ha riprovato un assist Rodrigo Vieira. Ancora Breganze che riparte con Agostini. Decimo. E quindi ci sarà punizione di prima adesso per Breganze. Vediamo chi si incarica. Andiamo a rivedere. Poi va giù. Sono due passi Moresco. Ci va Agostini, Agostini contro Vieira. 4:50 da giocare. Breganze che ha una importante opportunità. Vediamo che soluzione sceglierà Agostini. La finta di Agostini, poi prova ad andare, la risposta di Rodrigo Vieira che tiene avanti di 2 Valdagno. È andato all'1 contro 1 Agostini. Col gambale alto Rodrigo Vieira, poi Seixas che la perde, attenzione. Valdagno ha superato lo scoglio del 10° fallo. Adesso Sanchez tiene pallina. Thiago. 4 da giocare. Errore qui in alleggerimento. Il controllo difettoso. Viene via bene. Viene via bene qui però. Un tocco su di qui Giovanni, qualche protesta, si continua a giocare. Breganze ancora con Agostini, Volpe. Time out chiesto dal Valdagno, 3:30 alla fine. Ultimi minuti per votare il migliore della serata. Vi ricordo, basta collegarsi alla pagina Facebook e Instagram e votare il preferito di questa sera. La targa è offerta come sempre. 3:30 da giocare, andiamo a vedere se è cambiato qualcosa. Lodi avanti 3-2 in quel del Forte dei Marmi, questo risultato importante ai fini della classifica. Anche Sarzana è ritornato avanti 3-2 a Grosseto. Follonica avanti 7-4 in quel di Novara, quindi 3 successi esterni per ora. Noi torniamo in diretta qui dal Palalido di Valdagno, Y Sport, Hockey Club Valdagno e Hockey Breganze. 4-2 Valdagno, 3:30 da giocare, 11 falli Valdagno, 7 Breganze.
via anche quest'anno €1 i biglietti, sono già in vendita, i ragazzi sono iniziati anche prima. Ultimi 3,30 con Al settore femminile della nostra società. Agostini, Giovanni Tagliapietra, Gabi Cairo e Bum Bum Costanaro, con Giuseppe Tagliapietra in porta, Valdagno che risponde con Di Qui Giovanni, Sanchez, Seixas e Nico Crocco. Si copre un po' qui in questa circostanza Mascarenhas. Ancora Tagliapietra, Agostini, Di Qui Giovanni, Costanaro. Di Qui Giovanni è più lesto sul controllo da parte di Rodrigo Vieira. Intanto ancora Agostini per andare 1 contro 1. Sanchez che la recupera, vede Di Qui Giovanni. Naturalmente gli schemi sono saltati un po' tutti. Sanchez prova dentro, Seixas sotto gamba che non gli riesce. Gabi Cairo va sull'1 contro 1. Cairo, alta la sua conclusione. Ancora Nico Crocco verso Di Qui Giovanni, il capitano dei bianco-azzurri. Thiago Sanchez non riesce a superare la metà campo, scadranno i 5, vediamo un po' dov'è il punto di battuta. Tanto se n'è andato un altro minuto, 2:29 alla fine. Tagliapietra per Agostini. Agostini, l'intercetto con la stecca di Diogo Seixas che poi rischia qualcosa davanti a Vieira. È riuscito a ripartire Nico Crocco, ha toccato terra con la mano, non si può colpire. Tagliapietra, Giovanni naturalmente, solo lui in questo momento dei Tagliapietra, a parte Giuseppe che in porta. Ancora Agostini. Poi Seixas prova ad andare lui. C'è l'intercetto da parte di Tagliapietra, si era andato a liberare dall'altra parte Thiago Sanchez. Gabi Cairo lotta fino all'ultimo qui, palla alta sulla conclusione proprio del Gabi. Di Qui Giovanni, Seixas, ancora il Di Qui. Nico Crocco fa un po' di possesso, naturalmente il tempo è amico del Valdagno. Seixas che prova ad andare. Thiago Sanchez, 20 secondi per andare alla conclusione. Nico Crocco e poi la palla resta lì. Fa tutto bene Diogo Seixas, la tocca piano, fa 5-2. 1:22 alla fine, palla vagante in area, la raccoglie Seixas, andiamo a rivedere. Ecco lì c'è la respinta di Tagliapietra, poi arriva Seixas facile sopra il portiere, toccò di fino. Time out a Breganze, Tiella a catechizzare i suoi. Capitan Todeschini 82 secondi per votare con Giuseppe Tagliapietra, uno dei migliori in campo assieme a Pietro Agostini, che poi spero di avere i miei microfoni. Si ritorna in pista per questi ultimi 82 secondi che rimangono alla fine di questo derby. Valdagno che può gestire
3 reti di vantaggio, riparte Breganze sempre con Agostini, conclusione di Agostini, poi di qui Giovanni, fallo di squadra, ottavo fallo Breganze, 1-11. Tanto lotta di qui Giovanni con le Coste e ancora Sanchez, vede libero di qui Giovanni, c'è giù Crocco, adesso qui va giù anche Diogo Seixas, andiamo a rivedere questa spinta. Si incarica della battuta Thiago Sanchez, è cominciato l'ultimo minuto, 54 secondi e 6 al termine di questo derby. Thiago Sanchez contro Giuseppe Tagliapietra. Tutto pronto. Fischia Lossi, la parata di Tagliapietra, poi non riesce ad arrivare di qui Giovanni, c'è l'intercetto di Costenaro. Ancora Gabi Cairo, Caparbio qui lo spagnolo. Si può ripartire sempre Valdagno, Seixas, Sanchez, pallina lì. Palla che resta ancora al Valdagno, 30 secondi, Seixas! Doppietta anche per lui, fa tutto lui. Rientra dal blocco sull'angolo e la mette nel 7 alla destra di Tagliapietra. Andiamo a rivedere. Bel gesto tecnico. Diogo Seixas, eccolo qua, esce dalla marcatura e poi si libera e va a segno. Doppietta per Seixas, 6-2 Valdagno, ultimi 18 secondi. Finisce avanti Agostini, subisce fallo Agostini. Dodicesimo fallo Valdagno. 9 secondi da giocare. Ancora Agostini, la botta di Agostini, l'intercetto è proprio di Seixas, che dice può bastare così. Suona adesso la sirena e dunque al pareggio di Valdagno White Sport, che Valdagno batte Hockey Breganze 6-2, primo tempo 3-2, le reti di Onorio, il pareggio di Gabi Cairo, poi di qui Giovanni per il 2-1, il pareggio di Antonio Tagliapietra, il 3-2 su rigore di Onorio a 16 secondi alla fine. Nel secondo tempo Onorio e doppietta di Seixas per il risultato finale di 6-2. Chiudiamo con i complimenti ad Alessandro De Fosco della nostra 2 per la sua laurea in scienze motorie. Grazie a Roberto Bauce per le riprese, a Marco Zen per la regia e a Leonardo e Luca che mi hanno fatto compagnia stasera. Buonanotte dal Pareggio di Valdagno, buonanotte a Domenico Tomba, ribadiamo il risultato: Valdagno 6, Breganze 2, risentirci in diretta qui dal Palalido. Buona domenica a tutti.